La CGIL di Agrigento ha promosso un incontro aperto a tutti coloro che vogliono contribuire a migliorare le condizioni dei lavoratori e dei cittadini. L'evento, che si terrà il prossimo 3 marzo alle ore 9:30 presso l'Aula Pellegrino del Libero Consorzio Comunale di Agrigento in via Crona, alla presenza di Alfio Mannino, segretario generale della CGIL Sicilia, è organizzato per lanciare la campagna referendaria sui temi del lavoro e della cittadinanza. Questa manifestazione, comunica il segretario della CGIL di Agrigento Alfonso Buscemi, fa parte della mobilitazione più ampia che la CGIL sta promuovendo a favore del referendum su questioni cruciali quali i diritti dei lavoratori e quello alla cittadinanza, con un forte focus sulla Sicilia e le sue problematiche locali. Questo incontro, dichiara il segretario generale agrigentino Alfonso Buscemi, rappresenta un'importante occasione per discutere delle iniziative in corso e sensibilizzare i partecipanti sul valore dei referendum proposti. In vista dell'incontro del 3 marzo saranno presentati referendum su cui sono state accolte ben 5 milioni di firme. La campagna referendaria mira a sensibilizzare la cittadinanza sulla tutela dei diritti dei lavoratori, la promozione di politiche inclusive per tutti i cittadini. La raccolta di firme è stato un passo importante per portare queste tematiche al centro del dibattito pubblico e l'incontro rappresenterà un momento di riflessione per illustrare nel dettaglio le proposte e gli obiettivi della campagna referendaria, permettendo così alla popolazione di prendere decisioni dirette su questioni che influenzano il loro futuro e i diritti fondamentali. Il referendum, conclude Buscemi, offre un'opportunità concreta per cambiare e migliorare la legislazione, mettendo il potere nelle mani dei cittadini.